Buongiorno carissimi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con Linea Diretta. Buon inizio di settimana. Legge di stabilità quale welfare? Questo è il titolo che abbiamo scelto di dare alla puntata di oggi perché dobbiamo cercare di capire, insieme ai nostri ospiti e anche grazie ai vostri interventi, che cosa succederà con questa legge di stabilità che rischia di impattare in maniera molto forte e avere delle conseguenze grandi sulle vite degli italiani. Parliamo di welfare e parliamo di pubblico impiego. Welfare, pubblico impiego, che dei servizi forniti ovviamente dal welfare è il principale attore. Ne parliamo insieme ad Adriano Pozzato. Buongiorno, grazie per essere con noi. È segretario generale FP CISL, quindi funzione pubblica. Con lui ovviamente affronteremo tutta la grande partita legata al pubblico impiego, e con Adolfo Berti per quanto riguarda la Federazione Pensionati della CISL, sempre Buongiorno. Del Veneto. Allora, questi sono i nostri protagonisti di questa puntata. Io partirei proprio da lei, Berti, perché parlando di pensioni c'è un blocco legato alla rivalutazione delle pensioni. Che cosa significa questo? Che i nostri pensionati avranno meno soldi. Qual è la prospettiva? Di quanti soldi stiamo parlando e perché questa legge di stabilità ha deciso di fare cassa sui pensionati? Sì, io credo che questa è l'ultima volta, l'ultima finanziaria, l'ultima legge di stabilità che mette le mani sulle pensioni. Ormai siamo abituati dal 2000 che mettono le mani sulle pensioni, quindi è chiaro che questa somma di sottrazioni che si fanno sulle pensioni alla fine comincia ad essere insopportabile. Il disegno di legge di stabilità incide pesantemente sulla questione delle pensioni. Incide pesantemente perché di fatto rivaluta le pensioni nei termini nei quali sappiamo che è il legame che le pensioni hanno sull'inflazione, al 100% solo fino a 3 volte il minimo, sostanzialmente fino a 1.500 euro. Poi c'è tutto uno scalare rispetto a questo fino ad un massimo di 3.000 euro, oltre i quali non c'è nessuna rivalutazione. È chiaro che questo, dal punto di vista della sottrazione, ha dei valori importanti, voglio dire, nel senso che, tanto per dire, il fatto che noi siamo in una regione nella quale abbiamo circa 1.300.000 pensionati, è chiaro che questo significa che 1.300.000 persone, cittadini di questa regione, avranno un potere d'acquisto inferiore a quello che sarebbe necessario avere, e quindi c'è tutto il problema poi di legare la questione alla crescita, il problema di legare la questione quindi... Esatto. Intanto io prego la regia, mentre lei parla, noi abbiamo preparato delle slide con dei numeri, giusto per dare l'idea alle persone che ci stanno guardando di che cosa stiamo parlando. Allora, un 67%, vero, ,82, magari non si vede benissimo, ma circa il 60% dei nostri pensionati percepisce una pensione inferiore ai 1.000 euro. Quindi il costo della vita sappiamo a che livelli è arrivato. Nel momento in cui noi blocchiamo la rivalutazione togliamo ancora soldi dalle tasche di questi anziani che certo hanno molti servizi da pagare. C'è anche questo aspetto che va sicuramente evidenziato, cioè l'anziano oggi, oltre alle necessità di tutti i giorni, sono le necessità alimentari, il vestirsi e compagnia, ha un'altra questione che non hanno la maggioranza degli altri cittadini, ed è il problema che si deve curare. E quindi c'è tutto il problema dei ticket, c'è tutto il problema delle... Aspetti, io la blocco perché è arrivata una telefonata, mi sa che abbiamo già iniziato a toccare qualche tasto dolente. Pronto, con chi parlo? Pronto? Sì, pronto? Pronto, con chi parlo? Non riusciamo a raccogliere la telefonata. Se c'è qualcuno dall'altra parte che ci sente, prego. Andiamo avanti, magari richiameranno più tardi. Lei diceva ci sono delle spese da pagare. Io adesso
Passerei direttamente la parola a lei, perché molte di queste spese che i pensionati pagano sono servizi che il pubblico impiego offre, ed è per questo che il welfare e il pubblico impiego sono strettamente legati. Questa legge di stabilità che cosa rischia di fare al pubblico impiego? Cioè, che cosa si deve attendere tutto questo comparto che fornisce dei servizi fondamentali per il territorio? A cosa si deve attendere? Le previsioni è che anche in questo caso l'attesa è quella di vedere tagli alle risorse, blocco dei contratti, blocco delle assunzioni, quindi si ripete quello che sta accadendo da parecchi anni, quindi una contrazione della spesa pubblica che si accanisce sul sistema del personale, cioè su le gambe che fanno funzionare poi la macchina, perché si parla di pubblico impiego, però bisogna anche riuscire a capire che pubblico impiego vuol dire tutto e niente, cioè vuol dire tutto se mettiamo dentro un'infinità di settori, di professioni e di servizi che vengono fatti, perché dire tagli al pubblico impiego, allora l'opinione pubblica è d'accordo, però se diciamo pubblico impiego significa fare tagli al sistema della scuola, della salute, della previdenza, significa fare tagli al sistema della sicurezza, significa fare tagli al sistema dei servizi pubblici che vengono erogati, si è d'accordo? No, allora l'opinione pubblica non è d'accordo perché capisce cosa è in realtà. E allora, di fronte alla situazione del Paese che è in grande difficoltà, noi come sindacato abbiamo fatto delle proposte, e sono proposte che sono ben diverse da quelle che appunto vediamo accanirsi sul pubblico impiego. Per quanto riguarda il settore del pubblico impiego, per tornare alla sua domanda, noi diciamo che non va bene non rinnovare il contratto, perché è previsto da questa legge di stabilità che il blocco contrattuale fino al 2014 e poi si capisce che ci può essere il blocco fino al 2017, sì. 7 anni di non rinnovo contrattuale. Vorrei chiedere a qualsiasi persona, a qualsiasi lavoratore cosa ne penserebbe lui poi sulla motivazione che avrebbe nel svolgere la sua attività quotidiana, per non parlare del reddito. Torniamo su questo perché prendiamo la telefonata. Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, con chi parlo? Buongiorno, sono Loretta e abito a Casassa in Friuli, Casassa della Delizia. Buongiorno, prego. Ti seguo spesso, comunque complimenti perché è veramente una bella trasmissione. Grazie. Allora, io volevo chiedere al signor Berti, io sono una pensionata di un'azienda, lavoravo in un'azienda privata, no? E mi ha colpito il fatto che il presidente, il dottor Mastro Pasqua, si chiama così, Mastra Pasqua, ha quasi minacciato il fatto che verranno sospesi i pagamenti delle pensioni del mese di dicembre. Dobbiamo essere un po' così preoccupati oppure... Cosa ci dobbiamo aspettare? Ecco, sì. Esattamente. Grazie. Siccome sono anche una iscritta CISL, bene, bravo. Comunque grazie, attendo la risposta in TV e buon lavoro. Grazie a lei. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Mastra Pasqua dice... Il presidente Mastra Pasqua ha fatto quell'uscita improvvida, nel senso che è vero che le difficoltà dell'INPS sono abbastanza evidenti, però è altrettanto vero che c'è un aspetto della questione che riguarda il deficit dell'INPS che viene attribuito al passaggio all'INPS delle pensioni del pubblico impiego, dell'INPDAP. Ma qui nessuno dice perché c'è questo buco. Voi sapete che i contributi che vengono versati per le pensioni in parte sono pagati dal datore di lavoro, in parte sono pagati dal dipendente. Bene, lo Stato come datore di lavoro non ha pagato i contributi e quindi c'è questo buco, voglio dire, che non è sicuramente causa delle pensioni del pubblico impiego, ma è causa del fatto che lo Stato come datore di lavoro non ha pagato i contributi. Che se succede ad un datore di lavoro qualsiasi, a quest'ora abbiamo già le forze dell'ordine e c'è un processo a carico. In ogni caso credo che ci sia da stare tranquilli, perché su questo credo ci siano delle garanzie assolute rispetto al pagamento delle pensioni. Tra l'altro Mastra Pasqua 2 ore dopo ha smentito tutto, quindi
Voglio dire, siamo in queste condizioni, ecco, io starei tranquillo da questo punto di vista. Berti, mi corregga se sbaglio, ma c'è queste dichiarazioni un po' allarmanti, poi si ritira tutto, poi vediamo, questo non è un po' lo specchio di quello che sta succedendo adesso dal punto di vista politico, perché noi stiamo pagando un'instabilità politica, voi state cercando in tutti i modi di correggere il tiro, anche con richieste di tavoli di discussione, mi immagino anche proprio per quanto riguarda il blocco del turnover per il pubblico impiego, ma insomma c'è una politica che in questo momento non ha alcun tipo di solidità. Questa è la tragedia del Paese ed è purtroppo una tragedia che col passare degli anni si è sempre più aggravata. Adesso stiamo pagando una serie di prezzi e di costi che non sono stati previsti nel corso degli anni. La cosa che ci preoccupa, la cosa che soprattutto noi organizzazioni sindacali, è che non abbiamo una classe politica che guarda avanti, una classe politica che vive la giornata, cioè una classe politica decente dovrebbe traguardare le proprie i propri programmi a 20 anni di distanza, ma lei pensi per esempio, a proposito di non autosufficienza di anziani e compagnia bella, chi mai dei politici oggi, e quando parlo dei politici parlo anche dei nostri regionali, voglio dire, si pone il problema di come sarà la società di questo Paese fra 20 anni? Sarà una società dove gli anziani saranno numerosissimi, con tutta probabilità saranno anziani numerosi e poveri, perché così come è avvenuta la riforma delle pensioni avremo dei pensionati più poveri di adesso. Quindi, ma nessuno si pone il problema di che cosa sarà questa e che quindi quali sono gli interventi per ovviare a questa questione. Saremo in grado di garantire a loro un'assistenza reale, e qui vengo a lei, funzione pubblica, saremo in grado di avere... Abbiamo la telefonata, ogni volta che parlo con lei ci blocchiamo, la prendo subito così poi possiamo tornare alla nostra domanda. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere, ma per le pensioni minime, non quelle minime, quelle sotto i 1.000 euro da contributi, però adesso non sto lì a spiegare, volevo chiedere, c'è qualche intervento riguardo, che vengono toccate anche quelle, oppure posso andare tranquilla? Tranquilla. Grazie signora, le rispondiamo immediatamente. Grazie mille, grazie. Le pensioni al di sotto dei 1.500 euro non hanno nessuna penalizzazione, quindi avranno la rivalutazione al 100%, quindi io starei tranquilla. È chiaro che parliamo di pensioni all'ordo, e quindi significa che una pensione di 1.000 euro lordi arriva ai 700 euro. È quello il problema, no? Dall'ordo al netto potessimo portare a casa tutto, avremmo più soldi nel portafoglio e più capacità di spese, forse l'economia ripartirebbe. Pozzato, veniamo a lei, si diceva saremo in grado di garantire operatori soprattutto qualificati per poter coprire tutti i servizi di cui questa popolazione ha bisogno se blocchiamo il turnover? Io penso di no. E la situazione va vista per la sua complessità e quindi i provvedimenti che noi rivendichiamo sono molto forti proprio a guardare in prospettiva questo Paese, perché abbiamo un dato di un aumento della popolazione anziana, significa che aumenterà la percentuale di persone con malattie croniche e aumenteranno le persone che hanno bisogno di assistenza. E quindi c'è un costo perché servono operatori per seguire queste persone, che bisogna sempre tener conto, non è che siano marziani, sono le persone della nostra comunità, è la nostra popolazione. Il governo, il Parlamento, invece di rendere instabile il Paese, dovrebbe pensare alla sua popolazione e a come preparare per il futuro un sostegno. Vogliamo parlare, spostarci ai giovani, vogliamo parlare del sistema formativo scolastico, gli insegnanti sono pubblici dipendenti, il sistema della scuola è il sistema di servizio pubblico. Come stiamo preparando i giovani ad affrontare un futuro che oggi, vediamo, non riesce a garantire loro nemmeno il lavoro? Come li prepariamo a essere pronti sia alla cultura dell'intergenerazionalità, perché bisogna prepararli a non scatenare il conflitto tra giovani e anziani, ma creare una comunità coesa? Come li prepariamo a essere nuovi imprenditori in un sistema che deve cambiare, in un sistema molto più
innovativo che avrebbe bisogno di investimenti, e anche qui invece la politica langue abbastanza, per cui molto importante sempre tener conto di fronte al progetto dei prossimi 20 anni come io garantisco il sistema dei servizi di welfare, perché nell'immaginario si potrebbe pensare così: questo paese è andato molto bene nei decenni scorsi. Cosa c'era che andava molto bene, esatto, di nascosto alla base, che garantiva che le persone potessero lanciarsi nell'intraprendere? C'era un sistema di welfare diffusissimo tra scuola, sanità, sociale e tutti gli altri servizi, che garantiva una base solida alle persone che poi si occupavano di fare quello che è stato fatto in questo paese. Oggi, se noi indeboliamo la base su cui è appoggiato il sistema di una popolazione, come pensiamo che questa abbia la forza di fare qualcosa di più? Peraltro di mettersi in concorrenza con i paesi esteri, con le economie molto forti di altri paesi. Rafforzare questo paese noi riteniamo che si debba fare a cominciare dai servizi di welfare. Per farlo significa qualificarli, significa avere risorse, ricavare risorse, lottando contro sprechi, privilegi e altre cose che in questo paese il governo, più che tagliare le risorse al pubblico impiego o alla non rivalutazione totale delle pensioni, dovrebbe occuparsi di meno. Perché qui il pubblico impiego, secondo me, paga un po' un vizio di forma, di pensiero. Tanti dicono: ma i lavoratori del pubblico impiego sono i privilegiati, no? Perché si paga anche molto questo in questo governo che sta tentando sempre di più di andare al lavoratore privato. Questo è il modo semplicistico di affrontare questo tema, che avendo 3,5 milioni di lavoratori, ogni famiglia sa cos'è il pubblico impiego, perché bene o male, se non lo hai in famiglia lo hai nel parentado. Certo. Cioè il pubblico impiego è un sistema diffuso di servizi che, se è detto pubblico impiego, allora c'è il luogo comune, ma se invece del pubblico impiego dico sono infermieri, medici, assistenti sociali, vigili del fuoco, i carabinieri, i vigili urbani, gli insegnanti, cioè se entriamo nelle professioni vediamo che sono quelle che ogni giorno abbiamo a che fare, una famiglia normale ha a che fare con tutto il sistema dei servizi, e guai a metterlo in discussione. Ecco, però bisogna trasportare il pensare che il pubblico impiego in senso lato è quello che ogni giorno ti garantisce i tuoi servizi, della tua famiglia. E qui parliamo di stato di welfare. Prendiamo la telefonata, con chi parlo? Pronto? Pronto, buongiorno, sono Laura da Padova. Buongiorno. Tanti complimenti per la trasmissione che seguo sempre, è molto interessante. Volevo porre questo quesito. Io ho un padre che ha circa 85 anni, è vedovo e ha una pensione di circa 750 euro al mese. Purtroppo per gravi problemi di salute ho dovuto prendere una badante che, messa in regola, tutto mi costa 1.300 euro. Io volevo sapere come si può fare, cioè se non ci sono i figli che aiutano giustamente i padri, però se economicamente anche il figlio ha problemi, certo, come si può aiutare, diciamo, queste persone anziane che, pur avendo una pensione, purtroppo non riescono a coprire un aiuto? Grazie Laura per questo argomento che ha lanciato, che in qualche modo riguarda, no? Cioè, è una fotografia di una situazione particolarmente diffusa qui nel nostro territorio. Berti, questi anziani che hanno bisogno di una badante che oggi costa 1.300 euro e hanno una pensione da 700 euro. Questo è un problema gravissimo che è diffusissimo in tutta Italia, in tutto il paese, ed è presente in Veneto in maniera abbastanza evidente. Noi su questa questione l'abbiamo affrontata anche in termini abbastanza duri con la Regione, tanto che rispetto alla necessità di andare verso un'assistenza che non sia più l'assistenza cosiddetta residenziale, quindi la casa di riposo, ma di esaltare, di andare verso una soluzione domiciliare, ovviamente dovrebbe impegnare più risorse di quelle che abbiamo adesso. È chiaro che il fatto che una famiglia sia costretta ad assumere un assistente esterno, una badante, per assistere il proprio caro, ha la necessità comunque di essere aiutata. Allora, qui c'è tutto un problema che riguarda gli assegni di cura,
c'è tutto un problema che riguarda l'impegnativa di assistenza domiciliare che la Regione e le unità sanitarie locali devono in qualche maniera erogare, ovviamente a fronte di un controllo rispetto alla situazione del non autosufficiente. È chiaro che anche questi contributi sono insufficienti, soprattutto perché la Regione Veneto spende più di qualsiasi altra regione d'Italia per la non autosufficienza. Noi spendiamo 721 milioni di euro e vi assicuro che è una lotta quotidiana perché non li abbassino, proprio, guardate, è una cosa indescrivibile. Certo. Se pensate che l'Emilia Romagna, che è la seconda regione, ne spende 480, per dire, quindi voglio dire, noi li spendiamo, solo che probabilmente li spendiamo male. Quando dico li spendiamo male è che rispetto alla differenza che c'è fra l'assistenza domiciliare che impegna le famiglie e l'assistenza residenziale è abissale. Di questi 721 milioni 480 sono spesi per la residenzialità e quindi rispetto a questo è chiaro che vengono sottratti, certo, alla domiciliarità. Nonostante questo qualcosa si può anche portare a casa dall'unità sanitaria locale, ovviamente andando verso i canali che sono stabiliti dalla Regione, quindi c'è tutto il problema dell'unità di valutazione multidimensionale e quindi poi della valutazione del grado, del livello di non autosufficienza. Che probabilmente la signora che ci ha chiamato non poteva godere dell'indennità di accompagnamento famosa. È probabile, è probabile. E anche qui ci sarebbe un lungo discorso da fare, ma ne parleremo probabilmente. Ne parleremo raccontando ma anche quali sono i criteri. Abbiamo un'altra telefonata, evidentemente questo argomento scotta parecchio. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Yolanda da Treviso. Prego. E senta, volevo agganciarmi alla signora, mi pare Laura, che ha parlato prima riguardo alle badanti. Sì. Ecco, allora, siccome io conosco molte famiglie che hanno questo gravissimo problema, cioè che assumere una badante che abbia cura dei propri cari costa veramente tantissimo. E va bene, però mi risulta invece poi per contro che ci sono badanti che lavorano in nero. E allora trovo che non sia giusta questa cosa, cioè viene penalizzata l'onestà. Perché se una famiglia si mette in regola paga tantissimi soldi. Poi com'è possibile che ci sono queste badanti che sfuggono a questa cosa facendosi pagare però in nero? Esatto, e non avendo tutele. Grazie Yolanda per questo quesito che ci ha posto, che io girerei direttamente al nostro Pozzato. Grazie alla nostra telespettatrice, perché poi qui stiamo parlando di tutti questi servizi che vengono erogati in nero, che vanno a togliere il lavoro a chi invece è qualificato per poter dare servizi di questo tipo di assistenza. Anche e non solo. Innanzitutto partirei con un ragionamento a monte. Il nostro territorio, ma poi anche altri, però parliamo del nostro territorio, ha conosciuto l'esperienza delle badanti sostanzialmente negli ultimi 10 anni, e forse massimo 15, un po' alla volta sempre di più, sempre più regolarizzate, però le ha conosciute perché il sistema non riusciva a garantire un'assistenza domiciliare adeguata, esatto, o servizi vicini alla residenza delle persone adeguate. E quindi, tornando anche, collegando, perché serve sempre collegare alle domande, ma il welfare che abbiamo, cosa ci garantisce, i soldi, le risorse, ecco, tanti servizi potrebbero essere fatti con delle risorse che vengono invece mangiate da sprechi, e parliamo del settore dell'assistenza allora familiare, delle badanti, eccetera. La questione è molto, anche qua molto complicata, perché le famiglie hanno bisogno di assistenza, in molti casi 24 ore su 24. Certo. A volte si occupano loro, a volte pur occupandosi non ce la fanno, a volte non riescono ad occuparsene, hanno bisogno di una persona a tempo pieno. E hanno trovato la soluzione delle badanti, alcuni ce la fanno a regolarizzarle, in tanti casi cioè, ci sono stati anche dei processi di emersione dal lavoro nero in questi anni che sono stati fatti.
Ed è vero, è penalizzata l'onestà, si può dire anche in tanti altri casi, quando si parla di evasione fiscale, contributiva, eccetera. E va posto all'attenzione, questo è un problema che dovrebbe trovare gli amministratori molto attenti, perché il fenomeno delle badanti è un fenomeno che accade nelle case delle persone. Anche qui c'è la volontà di fare, diciamo, un album delle badanti in ogni paese, capire com'è la situazione, perché non si riesce a farla, non per il fenomeno delle badanti, ma per la mappatura delle situazioni di non autosufficienza. Chi è che lo deve fare? Ora tiriamo via le grandi città dove è più difficile, ma puoi dividere a quartieri, puoi dividere in qualche altra maniera, ma dal punto di vista della miriade dei piccoli comuni che noi oggi abbiamo nel nostro territorio veneto, perché non si riesce a fare un registro delle situazioni? Ecco perché, non è che ci sia un perché, è perché la macchina è così difficile da muovere anche su queste cose qui, che noi chiediamo agli amministratori di smetterla a pensare cose che poi sono inefficaci e non servono alla popolazione. Alla popolazione serve queste robe qui, quindi famiglie hanno questo bisogno, bene, allora in ogni punto su questo tema si faccia una mappatura, si vede a che punto si è. Quante badanti c'è in un paese? Ci sono in un paese? Nessuno lo sa. Non lo sappiamo. Ma come non lo so? E sono persone che vengono dall'estero. 750.000 pare in Italia. Ecco, quindi quasi voglio dire, è una misura rilevante, no? Certo. Ma voglio dire, puoi anche innescare meccanismi. Ma poi sono qualificate? Sono tutte cose, anche questo è un altro tema perché bisogna qualificare. Gestire una persona non autosufficiente bisogna vedere che patologia ha e se si è capaci di farlo, o se si semplifica anche qui. Il rischio è che tutto vada verso il semplificare, ma troppo, e quindi non c'è garanzia della dignità, del rispetto della persona che ha bisogno. E soprattutto dell'equità. Prendiamo, direi, l'ultima telefonata, perché siamo a 4-5 minuti dalla fine. Vorrei dire altre due cose insieme ai nostri ospiti. Pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Volevo chiedere un'informazione. Sì. Non lo so. Volevo chiedere un'informazione al dottor Berti. Mi sente? Sì, la sentiamo, sì, parli pure. Mi scusi. Siccome io ho la pensione mia dei miei contributi e una reversibilità di mio marito, adesso hanno fatto il cumulo e mi hanno tolto, mi stanno togliendo un tot al mese di tutte e due le pensioni, quindi a parità di 560 euro fra tutte e due. Adesso io volevo sapere come funziona con le tredicesime, viene tolto anche o tolgono via solo quello che si prendono ogni mese? Per le tredicesime come funziona? Grazie signora, facciamo rispondere velocemente Berti, grazie per la sua telefonata. Cosa rispondiamo alla telespettatrice? Purtroppo quando l'INPS programma questi recuperi, li mette su tutto l'arco della pensione finché non ha recuperato tutta la somma, e questo purtroppo e qui ci sarebbe un lungo discorso da fare rispetto alle possibilità che la gente ha di sopportare la sottrazione di risorse dalla pensione. Purtroppo è così. E non è, quindi la risposta è sì, anche la tredicesima. Non c'è dubbio. Purtroppo dobbiamo dare questa risposta alla nostra telespettatrice. Ma questa legge di stabilità, quali sono secondo lei ancora un po' gli spazi di manovra che avete voi per intercedere sulle decisioni del governo? Perché adesso è in discussione. Oddio, noi stiamo, come si sa, usciamo da una giornata di scioperi di 4 ore, di manifestazioni, ma è chiaro che questo è solo la punta dell'iceberg. Noi quotidianamente siamo a contatto con il governo e con il Parlamento per riuscire a cambiare questa, ovviamente facendo delle proposte. Una delle proposte che facciamo, per esempio, è che fino a 3.000 euro lordi le pensioni devono essere rivalutate al 100%. Pare che il governo su questo abbia un po' più di sensibilità di in passato. Non lo so come finirà, però è chiaro che noi durante l'iter di approvazione della legge di stabilità la nostra pressione sul Parlamento e sul governo è continua rispetto alle richieste che facciamo. Ecco, questo è un po', cioè non è che siamo fermi, fate lo sciopero, fate le 4 ore, poi non, ma la nostra pressione è una pressione continua sul governo
E non è solo la questione delle pensioni, ovviamente, c'è tutto il problema del welfare, della spesa sociale, che è stata ormai tagliata al 75% in 3 anni. Voglio dire, siamo di fronte, abbiamo prima parlavo del fondo per la non autosufficienza del Veneto, che spende 721 milioni di euro. Sapete quanti sono i milioni che mettono a livello nazionale? Sulla 250 milioni, quindi meno di un terzo di quello che spende il Veneto per tutto il paese, ovviamente. Questo è scandaloso, perché significa che abbiamo un paese che non si occupa dei cittadini più bisognosi. Ultima battuta, gli ultimi minuti io li vorrei chiudere con lei, Pozzato. Allora, abbiamo un contratto che è bloccato da 7 anni. Chi sono i nostri riferenti qui nel Veneto a cui voi state spingendo per farsi portavoce a Roma? Che cosa possiamo ottenere per il pubblico impiego? Allora, tutta la parte delle province, per esempio. 7 anni, considerando un arco che arriva al 2017, che c'è il sospetto vogliono arrivarci, e noi su questa sua versione contrattuale tutti gli amministratori sono sollecitati a che poi a livello nazionale si cambi con questa filosofia. Noi diciamo c'è il blocco del contratto nazionale, dateci la contrattazione decentrata, quella aziendale, ma perché? Non per avere questa contrattazione, ma per andare in ogni ente, d'accordo, se saranno d'accordo, con tutti gli amministratori che anche qui fanno fatica, per affrontare i veri snodi di quell'ente sulla riduzione di sprechi, su come vengono spese le risorse, per capire, perché noi siamo convinti, che dappertutto si possono fare delle economie che non danneggiano i servizi, ma riducono gli sprechi, i privilegi, e possono generare risorse per compensare i lavoratori con compenso economico, che ci può essere anche il contratto aziendale da rinnovare se si lascia aperto questo spazio, appunto generando altresì un beneficio per quell'ente che lotta contro gli sprechi insieme. Noi stiamo insistendo e speriamo che passi, non lo so, stiamo portando avanti questa cultura, cioè che a livello di ogni ente non bisogna dire sono gli altri che sprecano, ogni ente guardi a casa sua, autocritica. Sul tavolo carte, c'è trasparenza, bilanci, effettivamente le uscite di spesa, e con coraggio si affronti questo. Dico coraggio anche agli amministratori, perché stanno amministrando cosa pubblica per rappresentanza del popolo, il comune è mica roba sua, sono votati dalla popolazione per fare bene per la popolazione, quindi credo che lottare per perfezionare tutto questo sistema sia compito anche loro. Dal punto di vista sindacale noi siamo su questo tipo di proposta e speriamo di ottenere anche dei risultati. È anche un modo per dare dignità al pubblico, farlo funzionare bene e meglio. Siamo arrivati agli sgoccioli, quindi io non posso fare altro che ringraziare i miei ospiti, voi telespettatori ovviamente che ci avete seguito da casa, Adriano Pozzato, segretario funzione pubblica della CISL, e Adolfo Berti per la Federazione dei Pensionati della CISL. Grazie per essere stati in nostra compagnia, a voi telespettatori per averci seguito. Prossimo appuntamento domani con Linea Diretta. Grazie, arrivederci.